Rocca di Monfalcone si ritiene che fu edificata da Teodorico, re degli Ostrogoti, intorno al 490, a testimonianza della sua vittoria su Odoacre, re degli Uruli, sull'Isonzo. Precedentemente la sommità del colle era stata sede di insediamenti umani, prova ne sono i resti ad oggi ancora visibili. Secondo Lasquini, il nome originario della rocca è Verruca Montis Falconis. In seguito a Verruca fu contratto in quello di Rocca. Dal 967 d.C., dopo la dominazione dell'imperatore Ottone I, Monfalcone e la Rocca passarono al dominio del Patriarcato di Aquileia. Viene nominata per la prima volta in alcuni documenti del 1289 durante la guerra tra la Serenissima e i feudatari della contea di Gorizia e il ducato di Carinzia. Passò alla contea di Gorizia nel 1409 per opera di Enrico d'Ortemburgo. Il dominio goriziano finì nel 1420 con la conquista di Monfalcone da parte della Repubblica Veneta. I lavori di rinforzo alla Rocca sotto la Serenissima vennero fatti in più volte: 1431, 1436, 1457, 1462. Pur tuttavia, i vari assalti dei turchi non venne mai conquistata. Una delle rare volte in cui venne conquistata fu nel 1514 dai mercenari della Lega di Cambria, che uccisero i fanti di guarnigione posti a sua difesa. Nel 1525 tornò in mano veneta. Il podestà di Monfalcone, Giovanni Diedo, adatta il fortino per le armi da fuoco. Alla fine del XVI secolo perde la sua funzione difensiva, si dice a causa della costruzione della fortezza di Palmanova, diventando luogo di vedetta sui confini orientali della Serenissima. Venne comunque saccheggiata dagli Uscocchi nel 1615. I veneziani la presidiarono fino al 1797, anno della caduta della Repubblica per mano di Napoleone. Abbandonata, subì danni dalla Prima Guerra Mondiale e fu restaurata tra il 1950 e il 1955 dalla Sovrintendenza ai Monumenti e dal 1968 è stata affidata al gruppo speleologo Monfalcone Amici del Fante, che inaugurò un museo paleontologico, in seguito trasferito. Ora ospita un museo speleologo. Buona visione. Siamo a Monfalcone per andare a vedere dove le trincee Giofre. Vediamo se riusciamo a trovare la strada che ho fatto l'altra volta con le mie amiche. Un'altra strada senz'altro. Se c'è qualcuno lungo questa strada può parlare nello strumento che ho in mano, per favore. Questa è la Rocca. Vediamo.
Qua sotto vediamo Monfalcone e dovrebbe esserci un sentiero. Ci diceva un signore che abbiamo incontrato che dovrebbe esserci un sentiero che fa scendere un attimo e si vede Trieste. Da questa collina. Se ci sono entità qui, potete parlare per cortesia dentro lo strumento che ho in mano? Quello laggiù in fondo penso sia Trieste. Forse più avanti. Torno indietro alla rocca, anche perché il tempo non è bellissimo, per cui provo a mettere speriamo di aver attivato. Vabbè. Ora vado alla rocca dopo aver visto il paesaggio di Monfalcone dall'alto. Più avanti si dovrebbe vedere anche Trieste, ma visto il tempo, guardate che roba, penso che mi accontenterò della rocca. Questa vi descrive ok, saliamo, vediamo se riesco a far passare la telecamera dal cancelletto in modo da vedere dentro com'è, almeno una parte. Ah, non si può. Probabilmente c'è un'altra entrata, credo, perché è tutto chiuso qua. Sono proprio chiusa, niente. Provo a vedere dietro se c'è un'entrata. Dentro la telecamera. Ho aperto il giubbino, ok. Porca miseria, c'è un buco. Se c'è qualcuno qui, può parlare per cortesia dentro la mia telecamera? Mi raccontate la vostra storia?
Adesso, quando ho finito di fare il giro della rocca, userò uno strumento che, per quanto molti disprezzano, mi ha dato più soddisfazione del Spirit Box. Che ci crede, perché magari vede e sente e non è pazza per questo, perché sono milioni di persone al mondo che fanno lavori spirituali e non per quello prende in giro la gente. Poi è vero, c'è gente che ti, scusate il termine, altre persone, e questo poi va a inquinare anche i lavori delle persone che fanno seriamente, anche perché io non ci guadagno, ci perdo di benzina e di tempo e di attrezzature per una passione che ho. Quindi vedete di non disprezzare le passioni altrui. Ok, adesso prenderò l'Ecovox. Attivo, dov'è? Eccoci qua, modalità aerea, ok, che prima non c'era, ma tanto non avevamo il K2, quindi non ci interessa. Adesso mettiamo l'Ecovox. Allora, ci mettiamo qua sulle scale, anche se sono un po' sporche. Ok, start. Ok. Ciao, buongiorno. C'è qualcuno qui? Non so dove appoggiarlo perché è piovuto. C'è qualcuno qui? Io mi chiamo Lina, voi come vi chiamate? Riuscite a dire il mio nome? Ripeto, io mi chiamo Lina, riuscite a dirlo? Se l'avete detto potete ripeterlo. Qui c'è stata gente quando c'è stata quando ci sono state le due grandi guerre. C'erano le mitraglie qui? Avete usato il gas? O subiti? Mi raccontate un po' la vostra storia?
Mi dite qualche vostro nome? E quanti anni avete? Uno alla volta, eh? Mi accompagnate verso il panorama? Vado avanti, proseguo. No? Non vuoi che vado via? Vuoi che vado via? Sì? Ok, allora vado. Ciao, mi saluti? Grazie a te. Grazie, ciao. Proseguo per la trincea Cuzzi, se ce la faccio, perché non so quanto lontana da qua e il tempo, come vedete, è un po' bruttino. Proverò. A dopo.